Beh, diciamo che abbiamo riattivato l'iter amministrativo, stanno lavorando, diciamo, di buona lena con i giusti stimoli che non mancheranno anche da parte nostra, il Comune di Spresiano, Sport e Salute, la Federciclismo. Si sta discutendo anche con qualche operatore internazionale per cercare di fare i giusti accordi per fare in modo che la vita del velodromo sia adeguata anche a sostenere gli impatti gestionali che sono non di poco conto. Questo cantiere, diciamo, io l'ho visto nascere, anch'io. C'è chi l'ha fatto nascere, che è qualcosa di più importante, quindi è in onore a lui, al Cavalier Motole, che comunque ha fatto questo e tanto altro. Credo che glielo dobbiamo, così come lo dobbiamo alla comunità e anche al mondo del ciclismo, che si aspetta questo velodromo con impazienza, in occasione, anche in previsione di futuri appuntamenti mondiali, ma anche della pratica quotidiana. E quindi ci auguriamo di vedere di nuovo questo cantiere operoso, vivo, e non soltanto il ricordo di ciò che è stato, ma soprattutto quello che sarà, che con un po' di fantasia riusciamo anche a immaginare una bellissima infrastruttura moderna, accessibile, dove ci saranno tanti ragazzi, soprattutto della squadra che ho visto, tanti ragazzini che amano il ciclismo e hanno bisogno anche di un velodromo, e qui succederà. Si parlava di un impegno a far ripartire i lavori entro fine anno, è verosimile? Sì, l'impegno è quello, tra fine anno e inizio dell'anno prossimo, diciamo in 11 mesi ci auguriamo di chiudere tutta la parte burocratica, amministrativa, la gara, l'affidamento e poi la ripresa del cantiere. Questo è l'auspicio, per questo lavoriamo. Per poi vederlo realizzato per quando si può già... E questo ce lo diranno loro. Diciamo, normalmente dovrebbe essere per l'omologazione, si arriva a un paio d'anni ragionevolmente, però vediamo anche rispetto alle modifiche del progetto, quello che dovrà essere modificato rispetto a quello che è stato realizzato, quindi qui un po' di cautela, ma ci sarà una tale pressione, garbata, educata, ma significativa, che sono convinto che lavoreremo tutti per il tempo migliore possibile, anche per offrire, ripeto, quello che è stato sognato, quello che è stato immaginato, quello che è stato promesso e che deve essere realizzato. Arriveranno prima le Olimpiadi e come sta andando la situazione? Arriveranno prima le Olimpiadi, sì, sicuramente, stiamo andando, diciamo, in un cantiere molto più vivace, molto più attivo, molto significativo, anche emozionante per certi versi. Se lo si frequenta con una certa regolarità si vede la progressione delle opere che danno soddisfazione e danno il senso dell'appuntamento e del rispetto dei tempi.